Oggi una puntata particolare. Entriamo nel vivo della produzione dell'olio d'oliva. Vedremo i momenti più importanti della raccolta e della trasformazione insieme ai tecnici dell'Associazione Olivicola Cosentina. Mostreranno i metodi da seguire, le caratteristiche dei mezzi utilizzati e il loro utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi che l'associazione si prefigge di divulgare a un sempre più ampio capillare numero di olivicoltori. Passiamo comunque la parola all'ingegnere Ruffo. Siamo in agro di Lattarico, in un'azienda aderente al programma di cui è titolare l'AOP, Associazione Olivicola Cosentina, programma a valere sul regolamento comunitario 611 del 2014, 615 del 2014. Regolamento che si compone di diversi ambiti per come è previsto nel progetto della OP Associazione Olivicola Cosentina, ambiti che prevedono diverse misure, ambiti e misure che non sono compartimenti stagni ma che tra di loro si amalgamano e si completano. Infatti la OP, soprattutto nell'attività di campo, nell'ambito 2, nella misura B, garantisce alle aziende agricole l'assistenza tecnica e soprattutto la compilazione del quaderno di campagna assieme alla somministrazione di mezzi tecnici, quindi concimi, nel rispetto di un disciplinare di cui l'AOP è già titolare, che negli anni è stata implementato, soprattutto con attenzione alle zone vulnerabili dai nitrati. Sempre in questo ambito, con la misura C, controlla la diffusione, gli attacchi della mosca, in modo da garantire alle aziende le giuste informazioni tramite i bollettini e quindi eventuali e possibili trattamenti. Siamo nel mese di ottobre e in questa azienda vediamo che le drupe sono ancora verdi e sono predisposti all'invaiatura. Proprio in questo periodo sono stati somministrati, e nelle prossime immagini vedrete la modalità di somministrazione, dei concimi fogliari ricchi di rame, di potassio, assieme ad stimolatori ormonali che facilitano e garantiscono sia l'allegazione che la maturazione e l'invaiatura della drupe stessa. Successivamente a questa, con l'altra attività, la misura 4A, si ha il miglioramento della raccolta, dell'attività di raccolta, che è il completamento, il coronamento di tutta l'attività annuale, in modo meccanico, quindi rapido, economico e veloce. I tecnici dell'OP, sempre nella funzione di assistenza tecnica, si recano in azienda e prima di incominciare la raccolta, tramite la valutazione dell'indice di RN, come ben potete vedere, abbiamo raccolto un campione significativo di olive, di drupe, alcune delle quali sono invaiate completamente, altre sono in procinto di, altre sono a metà invaiatura. Si fa una valutazione statistica e poi, avendo a disposizione pure il penetrometro, cose che abbiamo in sede, si decide se statisticamente conviene o meno incominciare la raccolta. Valutato il tutto, anche in modo estremamente empirico, in modo estremamente veloce, si può dire che siamo nel periodo ottimale per incominciare la raccolta. Infatti siamo nel periodo, quest'anno, siamo nel periodo del 10-12 di novembre. L'assistenza tecnica della Olivicola Cosentina, garantita alle aziende aderenti al progetto per la messa in atto di tutte le attività che si coronano con la raccolta, ci conduce ad oggi, dopo la valutazione dell'indice di KN che ci ha consentito di dire statisticamente che siamo nel periodo ottimale, infatti siamo tra il 12 e il 13 di novembre per la raccolta, in modo che le drupe sono ben invaiate, l'irrigazione è al punto ottimale, si procede alla raccolta. Raccolta che deve essere effettuata con l'impiego, il consiglio è quello di effettuarla con l'impiego di mezzi meccanici che agevolano la stessa. Proprio adesso state vedendo l'utilizzo di un braccio scuotitore. Trattasi di un braccio che, unito ad una trattrice meccanica cingolata, fornisce alla pianta una delle vibrazioni che consentono la caduta della drupe. Si può ben vedere che per la protezione del tronco la pinza del braccio è dotata di tamponi di gomma che evitano ogni possibile rottura del tronco, non solo, anche le piccole scalfiture. A terra vengono posizionate
dei teli antispina per l'intercettazione della drupe, che immediatamente viene ad essere raccolta e posizionata e messa e stoccata in cassette di plastica finestrate, non riempite fino all'orlo, proprio per evitare ogni possibile innesco di ossidazione. Infatti le possibili rotture delle olive dovute a traumi proprio per effetto delle macchine possono mettere in atto innescare quindi l'ossidazione, che inficia propria la qualità dell'olio. In questo momento invece vedete il ripasso delle olive, perché non è facile che si stacchino tutte in modo completo per la raccolta totale e completa della pianta, tramite un abbacchiatore messo in opera da un addetto in modo molto professionale ed esperto, abbacchiatore con asta telescopica alimentato da energia elettrica, cioè da batterie al litio. Questo proprio per garantire il non uso di combustione e soprattutto per la facilità e leggerezza della macchina operatrice. Dopodiché le drupe saranno raccolte e posizionate in cassette finestrate e in binze e trasportate in frantoio, dove verranno molite nel più breve tempo possibile. Questo abbacciatore elettrico con batteria al litio è l'ultimo prodotto della ditta Minelli, è totalmente al carbonio, non danneggia la pianta, è molto facile per l'utilizzo ed è l'ideale per fare la raccolta delle olive senza usare mezzi a benzina, ecco, o diesel. A coronamento di una faticosa giornata di lavoro, il prodotto raccolto viene trasportato in frantoio e proprio per questo siamo in Agro di Lattarico e ci troviamo nell'azienda e frantoio oleario De Caro. Qui vicino a me c'è proprio il signor De Caro, titolare dell'azienda, che avrà il piacere di dirci due parole. Buonasera a tutti, io ho un'azienda agricola, l'ho incominciata nel 1990, siamo arrivati al 2020, quindi sono 30 anni. In 30 anni abbiamo fatto parecchio, perché abbiamo fatto anche una grossa cantina di vini, abbiamo parecchi vigneti, insomma abbiamo fatto tante cose. Ci mancava soltanto questo frantoio. Ho pensato di farlo al mio paese, il mio paese è d'origine Lattarico, e quindi abbiamo fatto un'opera, io penso che sia meritevole per questo bel paese che può essere Lattarico. L'azienda olearia si compone da 5 elementi importanti. C'è un primo elemento che adesso vi facciamo vedere, serve per una defogliatrice. Poi abbiamo un altro elemento che è la franciaturia, poi abbiamo la gramula, dopo la gramula abbiamo il decanter, dopo il decanter abbiamo il separatore dove esce l'olio che vi facciamo vedere. Quindi vi illustriamo un pochettino tutte le fasi man mano che andiamo avanti, nella speranza che voi possiate vedere anche lo sforzo che abbiamo fatto per realizzare questa bella opera. Ecco, le olive dal campo sono state portate in frantoio, nel piazzale del frantoio sono state scaricate e, come vedete, tutte in binze finestrate, e binze nemmeno riempite fino all'orlo, per come dice la procedura del nostro disciplinare, vengono pesate, dopodiché si passano nella macchina defogliatrice che eliminerà tutto il materiale in eccesso, le foglie e i rametti. Adesso vedete come il materiale raccolto e dopo la pesatura viene versato nella defogliatrice, nella tramoggia della defogliatrice, che provvederà alla separazione del materiale inerte, quindi le foglie, pietre e rametti, dalle olive che verranno poi frante. Dopo la defogliazione, le olive, sempre in un binze finestrato, vengono versate in una nuova tramoggia che le porta alla lavatrice, e con un'ulteriore defogliazione per gli elementi ancora rimasti vengono completamente eliminati, dopodiché si passeranno tramite una cloaca nella frangitrice. Adesso siamo nella sala macchina, diciamo, del frantoio, dove vediamo il frangitore a martelli che praticamente provvede a ridurre le olive in pasta, che vengono poi passate nelle gramolatrici, dove
rimangono almeno per 20 minuti ad una temperatura diciamo bassa, estremamente bassa. La temperatura di lavorazione del frantoio che stiamo adoperando si aggira intorno ai 22-25 gradi. Superata la parte della granulazione della pasta, questa viene ad essere trasferita nel decanter, che sarebbe una centrifuga che lavora con un cilindro orizzontale che, ruotando ad una velocità di almeno 3.200-3.500 giri al minuto, elimina e separa, siccome ci troviamo in un frantoio a due fasi, separa l'olio, l'acqua di vegetazione e la sanza. Sanza ed acqua di vegetazione che vengono espulse tramite una cloaca. L'olio viene ad essere passato in un altro decanter che sarebbe un separatore verticale, dove l'acqua viene completamente separata dall'olio e nelle vasche poi si andrà a raccogliere il prodotto olio. Perché abbiamo scelto questo tipo di frantoio? In primis perché è una macchina innovativa, una macchina nuova, moderna, ha una potenzialità di trasformazione di almeno 30 quintali ora, e poi per un fatto molto importante, perché la rapidità e sanità della lavorazione è importantissima nella trasformazione. Infatti dal sudore dei campi, dove vengono ad essere raccolte le olive e trasportate in frantoio nel tempo più breve possibile, lavorate nelle 24 ore in un frantoio di questo tipo, da un prodotto buono sicuramente si otterrà un olio straordinario. Dopo aver visto i momenti più importanti della produzione dell'olio d'oliva, ne parliamo con il presidente Massimino Maiocchi. Oggi abbiamo potuto vedere l'importanza che riveste la meccanizzazione. Per noi diventa anche un momento molto utile, una puntata certamente utile innanzitutto per il mondo agricolo e il mondo olivicolo. La possibilità quindi anche ai nostri olivicoltori di vedere quelli che sono gli usi dei mezzi meccanici e l'aiuto che danno e che apportano a quello che può essere l'abbattimento e sollievo dell'impegno fisico dell'olivicoltore e la riduzione dell'apporto ovviamente manuale, sempre più raro nella reperibilità per il mondo agricolo, e quindi questo è un supporto molto buono e di enorme aiuto proprio a sopperire a questa mancanza di manodopera. Noi riteniamo che di esprimere una volontà sempre più importante, quella di divulgare questi nuovi sistemi che aiutano a favorire il miglioramento della qualità, il miglioramento dell'apporto salutistico sul prodotto e a potenziare ovviamente quest'uso. Per noi diventa una scelta oculata e giudiziosa. Da parte dei consumatori diventa anche un segnale di avvicinarsi a questo prodotto sapendo che viene lavorato e trasformato in un modo equilibrato, in un modo che dia sicurezza al prodotto finale, che dia le garanzie di questo prodotto importante per quella che è la nostra salute. Ma questo vuole essere anche per noi un messaggio preciso a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo agricolo, a coloro che vogliono avvicinarsi alla trasformazione di quelle che sono le produzioni agricole. Quindi è anche mirato ai giovani perché è una dimostrazione che oggi abbiamo un'agricoltura nuova, un'agricoltura che affronta i mercati in un modo diverso, che offre la possibilità di produrre e creare con metodi e mezzi innovativi che riducono enormemente la manualità. Ridà quindi il piacere di ritornare al lavoro dei campi, ritrovare quella dignità di essere
produttivi, oltre che utili, in una dimensione umana, moderna e qualificante anche economicamente. Quindi non una semplice esternazione, ma un appello ai tanti giovani di guardare in modo diverso a quel mondo dell'agricoltura che offre tante opportunità, che ha tante potenzialità di affermazione, che mette a disposizione con risolutezza e dà la possibilità di proiettarsi quindi in un mondo di globalizzazione che ha stravolto e rivoluzionato i nostri mercati. Quindi una speranza maggiore, una speranza di lavoro e di sicurezza, di futuro. Ai nostri giovani non possiamo che ancora aggiungere, a coloro, specialmente coloro i quali ritengono che andare fuori dal nostro territorio diventa importante. No, sarà importante marginalmente, perché andare fuori è andare, esprimere la loro intelligenza, ma acquisire anche tutte quelle possibilità da poter ritornare e mettere in atto sul nostro territorio. Quindi anche in questo l'agricoltura può essere di grande aiuto ai giovani per restare nella nostra Calabria. Lo chef Alessandro Ferraro, insieme alla nutrizionista Silvia Magarò, ci presenterà un nuovo piatto della dieta mediterranea. Prepareremo le radici che faremo con l'arancio e il melograno. Faremo una marinatura fatta col melograno e l'arancio, un po' di sale. Quindi abbiamo già precedentemente tolto sia la testa che le viscerate radici. Adesso andiamo a togliere risca. Ecco qua. Operazione abbastanza semplice, un piatto che può essere proposto sia come antipasto e sia come secondo piatto. Bene, così. Adesso andiamo a preparare la nostra marinatura, che faremo con una spremuta di melograno. E l'arancio. Andiamo a salare le radici. Versiamo il succo, accompagneremo le radici con della polpa di arancio. Andiamo a disporre le nostre ricette marinate sulla polpa di arancio. In precedenza ho messo del succo di melograno da parte, andrò a fare una salsina, una sorta di citronette, ma in questo caso non c'è il limone, ma uso il succo di melograno, con dell'olio a crudo, extravergine di oliva. Andiamo un po' a mischiare i due componenti. In modo da condire il
piatto e aggiungerei una fogliolina di menta. Ecco, un piatto molto semplice, molto buono. Mettiamo qualche chicco di melograno. Abbiamo deciso di utilizzare un pesce azzurro, quindi le alici, che sono un pesce di piccola taglia e quindi hanno un ciclo vitale breve, ed è una componente importantissima questa nella scelta del pesce, perché i pesci di piccola taglia, avendo appunto questo ciclo vitale breve, non riescono ad inglobare metalli pesanti e quindi lo rendono anche per questo un pesce adatto proprio per le donne in gravidanza, perché sappiamo che metalli pesanti accumulati nei pesci di grossa taglia possono attraversare la placenta ed accumularsi nella barriera ematoencefalica. Le alici è un pesce azzurro ricco in amminoacidi essenziali, ricco in omega 3. Gli omega 3 sappiamo che sono fondamentali nella prevenzione di patologie cardiovascolari, perché riducono il colesterolo appunto cattivo, quindi le LDL, le lipoproteine a bassa densità, ed aumentano le HDL, che sono le lipoproteine ad alta densità, che sono responsabili del colesterolo buono. Abbiamo utilizzato appunto degli agrumi, l'abbiamo accompagnata degli agrumi come per esempio l'arancia, quindi anche l'arancia un potente antiossidante, ed anche il melograno con forti benefici, quindi notevoli benefici sull'organismo. Abbiamo utilizzato dell'olio d'oliva di crudo extravergine perché anche numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato come i componenti dell'olio d'oliva extravergine possano lenire patologie articolari dovute ad infiammazione o dovute ad artrite. Questo grazie alla presenza proprio di una sostanza presente naturalmente nell'olio d'oliva, che è l'oleo cantale, che è quella sostanza appunto che poi ne conferisce il sapore e il gusto tipico di quest'olio.